Non è stata soltanto una partita, Gioiosa Niscemi è stata un sabato di calcio che ha saputo parlare anche al cuore. Prima del fischio d'inizio il gesto che vale più di ogni risultato, la società biancogranata ha devoluto il 50% dell'incasso alla comunità di Niscemi colpita da un grave evento franoso, un segnale forte, concreto. Poi però spazio al campo e lì non si è fatto sconto a nessuno, si parte a ritmo alto, dopo appena 30 secondi il Gioiosa ha già la prima occasione sul retropassaggio corto di Petrucci, Di Stefano intercetta ma conclude debolmente con Dibba che blocca in tuffo. Al 13° ancora biancogranata pericolosi, Muschio approfitta di un altro errore difensivo, questa volta di Russo, scappa via ma conclude sul fondo in equilibrio precario. Il gol è nell'area e arriva al 25° quando il Gailani viene steso in aria, l'arbitro Aneli non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri Gorob sove glaciale spiazza Dibba e firma l'1-0, quinta rete stagionale per il centrocampista biancogranata. Il Niscemi non si scompone, cresce col passare dei minuti, al 34° Archen non inquadra lo specchio sul servizio di Petrucci, mentre al 47° la punizione di Prestia sfiora il palo per questioni di centimetri. La ripresa si accende subito, bastano 2 minuti, Archen sfonda sulla sinistra e mette un pallone velenoso in mezzo, Boyang si fa trovare al posto giusto e con 2 tentativi riesce a firmare la rete dell'1-1. Per l'attaccante gialloverde si tratta invece del 9° centro in campionato. Il Gioiosa reagisce con orgoglio, De Gaetano al 52° lascia partire un destro dal limite che sibila al lato. Poco dopo Muschio svetta di testa in sacca, ma la bandierina dell'assistente numero 1 cancella tutto per fuorigioco e l'esultanza viene strozzata. La partita diventa un botta e risposta continuo, Diao serve in area Archen ma il suo colpo di testa è fuori misura. Tomaino appena entrato prova a mettere in mezzo per Boyang, Garofalo chiude in extremis e salva tutto. Sul ribaltamento Pino lavora un ottimo pallone per Di Stefano, il cui tiro deviato finisce in calcio d'angolo. Dagli sviluppi del corner Foti colpisce di testa indisturbato, Dibba però non si fa sorprendere. Il finale diventa incandescente, all'88° Mauro sventaglia un pallone per Boyang che controlla e calcia col sinistro trovando solo l'esterno della rete. 2 minuti più tardi Tomaino si mette in proprio e ci prova da lontano senza fortuna. Nei minuti di recupero i gialloverdi tentano l'assalto disperato, il solito Tomaino impegna ancora Paterniti dal limite e poi al 95° una punizione dello stesso Tomaino sfiora di poco la traversa. Finisce 1-1, un punto a testa che muove la classifica. Gioiosa a quota 32, salvezza ormai a un passo, Niscemi a 35, 3 lunghezze di vantaggio proprio sui biancogranata e sogno playoff ancora vivo.